È bloccata. 3 stracittadine in un solo weekend sono un evento più unico che raro, un catalizzatore di emozioni fortissime, perché il derby non è uguali, soprattutto se vale il primato del girone. Benvenuti amiche ed amici di Gazzetta Regionale, qui al Green Club, teatro di Lazio Roma. Qui in uscita Bonifazzi lavora molto bene il pallone, lasciato lì in direzione di Teixeira che può avanzare, attenzione al 10, ha buona visione, sceglie Maccaroni, ottima posizione, Maccaroni, un bacino al palo, la Roma è già in vantaggio, Valerio Maccaroni, il primo squillo è quello decisivo nel derby, giallo-rossi avanti, ha segnato il numero 7. Interessante ora vedere la reazione della Lazio, qui ci prova Romanelli, va addirittura al tiro, troppo debole per far male a Marcaccini, bravo comunque ad allungarsi in corner. Bella, manda al bar un avversario, attenzione, Bella, pensa alla conclusione, la fa partire! Tancredi Bella, il ruggito del bomber, è subito raddoppio, avvio shock per la Lazio, i ragazzi di Scala sono già sul 2-0 grazie alla gemma del loro numero 9. Roma adesso che gioca sul velluto, Teixeira sta guidando tutte le offensive, Pallassini in zona bella, fa andare il sinistro, la traversa, salva Russi, poi ancora Teixeira contro lo Monaco, 1 contro 1, lo salta, rimpallo e poi Russi fa su il pallone. Cerca di uscire dal guscio la Lazio, noto, attenzione, la traiettoria si abbassa, traversa, l'aveva calcolata malissimo Marcaccini, si è salvata la Roma. Ancora a cercare Polinari, fa benissimo da sponda, De Fraglia, azione il Mancino e la Lazio torna in partita con l'ex città di Ciampino, gol importante, adesso cambia tutto qui al Green Club. Ha già scaldato il piede De Fraglia, va dentro e Marcaccini si mette il mantello e salva il vantaggio dei suoi. Male qui la Lazio in uscita, allora può salire per Mattei. Ancora il 6, doppia finta, vediamo in area com'è la situazione, cerca dentro Bella e Russi agguanta la sfera, che occasione per la Roma. Petroni è entrato bene per ora nel match, grande traccia qui verso Polinari che fa perno, Polinari, il palo e poi Tempre, non riesce ad impattare il pallone, prova a uscire la Roma che adesso è un po' in ambush, grande intervento però, allora Reita può azionare il Mancino. E la palla sfila sopra la traversa, Lazio adesso arrembante e vicinissima al 2-2. Polinari lotta dentro, parte il tiro, Marcaccini e poi Romanelli, è 2-2 ma no, ferma tutto il direttore di gara, l'ha toccata con un braccio Romanelli, solo l'illusione del pari. Polinari sta facendo impazzire la difesa, grande traccia verso Tempre che non calcia bene, consentendo la presa a Marcaccini. Allora vediamo se adesso la Roma può distendersi. Teixeira salta lo Monaco, situazione molto interessante per i giallorossi, è 3 contro 4, dall'altra parte c'è Maccaroni, l'ha visto Teixeira, Maccaroni può andare di Mancino e ancora una volta infila l'angolo di Russi, la doppietta dell'esterno, di nuovo 2 lunghezze di vantaggio per la Roma, ancora con Valerio Maccaroni. La battuta di Lo Monaco, ancora male Marcaccini, pallone di Romanelli, Calvani in rovesciata, la Bonifazzi la allontana, poi Romanelli non riesce a calciare, Tempre sì, si riapre ancora il derby con Domenico Tempre, è 2-3, ancora tutt'altra fascia di questa partita. Male Marcaccini per la terza volta di Claudio, non calcia, Reita rimane lì e la Roma si salva, ma quanto rischia in uscita la squadra di Scala. Vediamo qui adesso, poi pallone allontanato. Mezz'ora esatta, Teixeira si vuole regalare un gol, va Teixeira, Russi la allunga sulla traversa, poi attenzione Mariani non riesce a colpire, De Pascalis allontana, cercava il gol del Diaz. Calvani la deve tenere in gioco ma non c'è più tempo, la Roma di Scala vola al primo posto in classifica,
stacca il pass da capolista per gli ottavi di finale, ribaltando il verdetto dell'andata. Grande risultato dei giallorossi che si prendono 3 punti fondamentali